Se può sapere che c'è in quella testa vuota te? Che fa? Sta zitta. Mannaggia. Tu pensa a portare i soldi a casa da una mano sta incapace di tua madre. Se può sapere perché questo è il primo giorno via più di me. Quello è uomo, no? Alla fine dei conti, lei è una brava donna di casa. Perché me l'hai levata le mano? Non gli puoi meno sempre. Se non si abitua. Una. Ma forte. Hai visto gli americani quanto sono belli, oh? C'hanno tutti i denti, ma tanti. Più di noi, ne sa. Tutti dovete schiattare, perché mi pia se sposa un signore, non un pezzente come voi, a miserabili! Se penso che quando te ne andrai non ci sarà più una donna dentro a sta casa. Me ne pento ogni mattina da 30 anni. Mi sono distratto un attimo e quello ti sei rubata. Che vanno imparato a scuola? Abbiamo fatto i felici. Uguale. Io ti mando a scuola per studiare tutto, pure gli uccelli. Quelli sono i fenicotteri. L'uomo te lo devi scegliere bene, eh. Giulio è quello giusto? Ma non lo so, dimmi te. E tu sei scelto bene. Che c'è da guardare? Non ci devi andare più, Laura. E chi t'ha detto? Te lo dico io. Tu sei mia. Sono un po' di mesi che mi rubo qualche soldo dai lavoretti miei. Non ho capito come rubi, sto i soldi tua. Ci sta la posta. È per voi. Pensa ai figli, pensa a Marcella. E proprio a lei che penso. Ma perché ti fai trattare così? Ma che vuol dire? Che ho mai capito io? Te però sei in tempo. Quando stai andando? Pure te no.